Allora, siamo venuti a fare una capatina. Oggi è una bella giornata, è pieno di camper, una giornata sottomarina sembra qua. Esatto. Qua c'è il parcheggio vicino con tutto esaurito praticamente, infatti. Sì. E niente, ieri abbiamo visto che la Regione Veneto sta continuando quello che aveva promesso, che stava facendo, e sta provvedendo all'innalzamento di alcuni pannelli, mi pare 5-6 di Isola Verde, e mi sembra una cosa molto positiva, visto che purtroppo cambiamento climatico in atto. Vediamo quello che sta succedendo in Sicilia. Abbiamo di fronte un novembre, un dicembre, un gennaio di cui speriamo bene, e quindi il fatto che già adesso questa stagione, fuori dalla stagione estiva del balneare, si provveda a fare questa cosa mi sembra una cosa molto positiva, e ci piacerebbe un tuo commento, insomma, un tuo parere. Ma insomma, quando si fanno interventi di manutenzione, anche così di opere di difesa, ma sarebbe bene. Tu hai visto che la regione Emilia-Romagna ha stanziato oltre 20 milioni per opere di ripascimento nel litorale appunto Emiliano-Romagnola, quindi vuol dire questo problema è un problema che esiste, poi è dovuto a cambiamenti climatici piuttosto che, però è un problema che esiste. La regione è stata di parole, la regione Sicilia è stata di parole, iniziano questi lavori delle soffolte, quindi l'innalzamento come era previsto di Isola Verde, intanto 5-6, e dovrebbero fare anche gli altri, si spera entro marzo che i lavori siano finiti. Questo però non so se sia un intervento risolutivo, credo che non lo sappia nessuno, Andrea, in qualche maniera sugli esperimenti che devi fare. Mi sembra che è risolutivo questo mondo, non sì, neanche la morte. E è chiaro che però questa cosa qua, che è importante per Isola Verde, perché quella che più di tutte le altre ha sofferto terribilmente il fatto dell'erosione, c'è un problema legato anche per sottomarina. Tu hai visto anche ad oggi, a nord della soffolta di sottomarina c'è un problema di erosione molto importante. Tu cominci sostanzialmente dalla spiaggia a mare blu, quindi io le postazioni 26 per capirsi, arrivi fino alla 18-19, ti mancano 40 metri. Il comune ha fatto un incarico, mi pare a Kilbernettis, o una roba del genere, per fare un rilievo degli ultimi 5 anni dell'andamento dei linee di costa, e c'è questa sofferenza di 40 metri. Quindi alcuni interventi vanno fatti. Va da sé, Andrea, che alcuni interventi vanno fatti, magari mutuando l'esperienza di altre realtà di Pione piuttosto che, in cui ci deve essere una partecipazione di quello che riguarda i consorzi di operatori. Cioè, capiamoci. Mi rendo conto che gli operatori adesso mi uccideranno, però non puoi pensare che tutte queste opere qua siano esclusivamente a carico del pubblico, ma c'è una partecipazione anche nostra, insomma, quindi questo. Cioè, stai dicendo che gli operatori turistici dovrebbero Vivione, voglio dire che gli operatori partecipano anche in maniera economica, in maniera solidaria, capito? Cioè se tu hai una normativa regionale che ti dà l'allungamento della concessione in virtù degli investimenti che fai, questo potrebbe essere un'occasione per dire, io faccio un investimento di opera pubblica, opera pubblica anche nel senso lato, e questo mi permette questa soluzione, quindi l'operatore è stimolato a investire, già lo fa parecchio, Andrea, certo. Già lo fa parecchio. Poi adesso col PNRR ancora di più. Non sapevo che c'era questa possibilità. La legge generale prevede una percentuale del 40% in virtù delle opere di edilizia. Noi diciamo, se facciamo tutto, cioè studiamo un meccanismo tale per cui io anche investo su una cosa che poi ne beneficiano tutti. Mi sembrerebbe una cosa molto importante, perché il fatto di contrastare l'erosione e l'innalzamento del mare, non è solo un interesse esclusivamente degli operatori turistici, è tutto. Nel caso di Isola Verde perché Isola Verde, se per caso supera quell'angolo là, va sotto tutta Isola Verde. Non c'è dubbio. E i campi. Quando dico che comunque sono degli avamposti ormai, le concessioni di stati balneari sono di difesa vera, quindi se questi a un certo punto dicono senti partecipiamo, e però questo viene istituto, mi sembra che la campagna elettorale è stato venduto sto fatto di una filiera unica, come il Chioggia piuttosto che Città Metropolitana piuttosto che Regione. Spero, mi auguro sia veramente un'unica lingua, perché poi sai che noi abbiamo anche il modo di parlare già a Chioggia, poi diversamente di Sottomarina, ma spero che in realtà ci sia un'unica lingua e che questo messaggio arrivi a Regione e si facciano quelle iniziative importanti che servono un po' a tutti, quindi credo togliamo gli alibi. Mi auguro che questa amministrazione si dia da fare. Ho visto già dichiarazioni del sindaco, tra l'altro su alcune questioni, su alcune tematiche legate, poi ho visto il parco acquatico, quindi poi la polemica lo facciamo, ho visto anche questa cosa, mi viene a dire, perché ho visto una battuta che riprendiamo gli eventi Z. E ero felicissimo quando ho detto Z, Andrea, perché per un momento ho detto cazzo, sull'espressione, ho 10 anni in meno.
No, perché mi ricordo quando Romano Tiozzo, me lo vedevo quando è ritornato di corsa dalle Puglie per dare una mano a Zenti, per piacere, è ritornato di corsa, quindi vedo questa persona che insomma che voglio dire, sei anche simpatico, ma che è un po' insomma corpulento, tutta la simpatia. Lo vedi correre per sistemare Z, quindi attenzione. Però. Me lo ricordo in consiglio comunale. Quindi attenzione. Una volta gli ho telefonato, gli ho mandato un messaggio durante il consiglio comunale e c'era la webcam, gli ho detto per piacere mettiti dritto, sembri una balena. Cosa? Voglio dire questo, attenzione a noi va bene gli eventi, attenzione però a non privilegiare risorse esterne quando abbiamo tante da interne, cioè non offendiamo gli operatori. Tu fai certi eventi in accordo con il territorio e senza offendere il territorio. Zed in prima manifestazione ha offeso pesantemente questa. Per quando Zed dice che è arrivato 7.2, il primo 7.2 lo fece il Lido d'Oro in Camping Aspetti. Poi anche io dire, attenzione, non innamoriamoci ogni volta di queste cose, abbiamo questa sterofilia, ma non è una polemica, è per dire attenzione, vanno bene queste idee, vuol dire che tu in qualche maniera ci credi, attenzione che l'evento non è turismo, è un aspetto se vuoi, e qua si fa un altro discorso sulla frammentazione degli assessorati, un altro discorso che faremo eventualmente, però rispettiamo le attività locali, soprattutto questo. E auguri agli ex assessori e amministratori della vecchia amministrazione che fortunatamente per loro gli hanno portato molta fortuna e hanno trovato lavoro. Quindi è vero che a volte essere governo di una città porta anche la gente a trovare lavoro, è una cosa che ci fa molto piacere, soprattutto per chi è disoccupato. No comment. No, commento lì.